Buonasera e benvenuti a Medicina 33. Parleremo oggi dei danni causati dall'uso smodato dei detersivi sulla pelle. Come è noto, queste possono provocare numerose affezioni, quali l'iperemia acuta, l'eritema sciocchina e la dermatite, tutte affezioni che con l'andare del tempo spediscono senz'altro il soggetto all'altro mondo. Con noi in studio oggi abbiamo il professore Ficazza, professore ordinario all'Università di Palermo, laureatosi a Parigi con il massimo dei voti, dermatologo espertissimo, studioso soprattutto dei foruncoli, autore di innumerevoli testi sull'argomento. Ne citiamo uno per tutti, il foruncolo del villaggio. Allora, professore, tenendo in considerazione che... Professore? Sì. Evidentemente sì. Il professore non è ancora potuto arrivare. Nel frattempo noi parleremo di un argomento che a molti dà allo stomaco, il blocco intestinale. Quando avevo 10 anni scrissi la mia prima poesia dal titolo Blocco intestinale. Repentino e crudele come l'amore sbocciato, arrivi fedele dopo il mellone ghiacciato. Perché giustamente il blocco intestinale quando arriva non è che ti avvisa prima e ti dice qualche cosa. È professore! Professore! Sì. Per fortuna è arrivato sano e salvo. Allora, professore, iniziamo subito. Prima di iniziare però facciamo una curiosità. Lei è un medico in prima linea? Lei è un medico in prima linea? Vabbè, se così vogliamo dire. IAR. Allora, professore, tenendo in considerazione che l'uso IAR, tenendo in considerazione che l'uso IAR, tenendo in considerazione che l'uso dei IAR, professore, IAR, professore, per favore. Allora, iniziamo subito questa breve intervista televisiva. Non lo so, professore, vogliamo iniziare con un argomento a piacere? Vabbè, io mi sento preparato. Va bene, professore. Tenendo in considerazione che ormai l'uso dei detersivi nelle nostre case è un dato ineliminabile, secondo lei una mela al giorno leva il medico di torno? Io la ringrazio proprio per questa domanda che già diciamo nella sua palingenesi stessa ci ha connaturato appunto quella che è la risposta, perché la gente partendo da questo assunto assurdo, mi si passa il gioco di parole, arrivato a un certo punto si pone la questione e dice ma insomma, ma questa benedetta mela al giorno lo toglie il medico di torno? Professore, che già ha avuto un malore, professore? Oh, professore, per fortuna è arrivato sano e salvo. Allora, professore, iniziamo subito questa intervista televisiva. Ma lei è un medico in prima linea? IAR, allora, professore, IAR. Allora, IAR, professore, per favore, allora, una mela al giorno, lei se lei mi deve fare le domande, me le fa, se non me le vuole fare, non me le fa, giustamente. Io non è che posso andare avanti così. Io le faccio la domanda e lei mi risponde se mi vuole rispondere. Allora, una mela al giorno, lei è il medico di torno. E io su questo rispondendo le stavo rispondendo che la mela al giorno, il medico di torno, dice la leva a resa non mi dice. Professore, non è che le voglio professore, per fortuna è arrivato sano e salvo. Non mi aspettava, guarda, non mi aspettava. Ma lei è un medico di torno. Sì, I am, you are, they are, he is, we are. Vabbè, lei non usava l'inglese, allora non è un medico di torno. No, non lo leva a resa, professore, non è possibile. Professore, è arrivato sano e salvo. Un colpo in culo, guarda, capito? Non mi aspettava. Perché ti non è che lei può fare una cosa del genere. Ormai me le scadere su per stagione. Vabbè, adesso come parlare dei are, we are, they are, dalla sedana. Non possiamo fare niente. Se il professore si fosse presentato in anticipo, noi avremmo concordato l'intervista. Purtroppo io vi lascio con una poesia sull'argomento di oggi. Il detersivo rendi tutto pulito e spendente. Chi ti dice che è innocuo, lo sai che ti mente. Lo usi oggi, non pensa al domani fin quando ti devono mozzare le mani. Professore, ma come che io le scrivo queste poesie? Ma la